Buongiorno a tutti, bentornati a Io Compro Siciliano Live, amici di Io Compro Siciliano. La puntata è quella del martedì infuocato, un po' da tutte le parti della Sicilia, ma credo in tantissime località italiane, ma cercheremo in questi 20 minuti di rinfrescarvi un attimo, no? Almeno ci mettiamo tutta la nostra buona volontà e il nostro impegno. Allora, io oggi torno ad ospitare con moltissimo piacere una dottoressa che è stata più volte ospite dei nostri appuntamenti, torna, è sempre, ripeto, un piacere averla tra i nostri ospiti, la dottoressa Ivana Gullotta. Dottoressa Ivana, buongiorno in tutto il suo splendore. Ciao Cristina, buongiorno a te, grazie dell'invito, è sempre un piacere, lo sai, stare insieme a te, insieme a Io Compro Siciliano, questa rubrica meravigliosa che parla di alimentazione. Grazie sempre per l'invito. Ma grazie a te, è sempre un piacere, ribadisco, averti ospite di Io Compro Siciliano e di Io Compro Siciliano Live a questo punto e a quest'ora del giorno. Allora, Ivana, oggi parliamo di un argomento che secondo me non tutti conoscono, o meglio, di una dieta che molti non conoscono ed è la dieta FODMAP. Esatto. Intanto io vorrei sapere cos'è il termine FODMAP, che cosa significa? Allora, Cristina, FODMAP non è altro che è un acronimo inglese in cui la F sta per fermentabile, la O sta per oligosaccaridi, la D sta per disaccaridi, la M sta per monosaccaridi e poi la A è la AND congiunzione in inglese e la P, ultima lettera, sta per polioli. Sono dei termini ostici, un po' difficili da comprendere, anche da pronunciare in realtà, però per farla breve, per farla molto semplice, non sono altro che degli zuccheri, come dire, indigeribili, degli zuccheri molto fermentabili, laddove c'è un intestino però affetto da una patologia come ad esempio la sindrome del colon irritabile. Noi sappiamo che la trasformazione degli alimenti avviene nell'intestino, la fermentazione avviene nell'intestino e fin qui insomma è tutto normale perché ovviamente poi gli alimenti digeriti, gli alimenti scissi passano attraverso la barriera intestinale e vengono poi assorbiti da tutte le cellule del nostro corpo e questi in condizioni fisiologiche. Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un paziente affetto da sindrome del colon irritabile, da adesso in poi magari utilizzeremo l'acronimo IBS in maniera tale da renderlo più facile, anche per non ripetere sempre sindrome del colon irritabile. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a un paziente affetto da IBS, questo ovviamente peggiorano tutti quanti i sintomi, perché questi zuccheri fermentabili vanno a provocare tutta una serie di sintomi, una sintomatologia ben evidente, che va dalla flatulenza al dolore addominale, al gonfiore, a questa sensazione di pienezza, a questa difficoltà digestiva. Ecco, spesso il paziente affetto da IBS afferma di non aver digerito nulla, di sentirsi appunto sempre troppo pieno, un albo irregolare, quindi un albo che alterna periodi di stitichezza e periodi di diarrea, e quindi si è visto poi appunto che con un approccio terapeutico da dieta FODMAP, adesso poi andremo a vedere i vari passaggi, si hanno dei miglioramenti molto importanti. Ok. No, quindi diciamo, chi ha problemi gastrointestinali o problemi di colon irritabili, attraverso questa dieta riesce ad attenuare fastidi e quindi il problema stesso. Non proprio risolverlo, però quantomeno a vivere meglio, no Ivana? Sì, sicuramente Cristina, perché quantomeno c'è una regressione dei sintomi. Tu considera ad esempio che le molecole degli oligosaccaridi, che poi rappresentano appunto il fruttosio, una parte del fruttosio, i fruttani, insomma sono dei termini molto, molto tecnici su cui io non mi ci vorrei troppo soffermare, perché altrimenti il concetto diventa anche veramente non difficile, però non è di facile comprensione. Parliamo appunto di molecole che li troviamo all'interno ad esempio di frutta ma anche di leguminose, che una volta che arrivano all'intestino proprio si ha una difficoltà pazzesca a digerirli per la presenza di queste molecole indigeribili.
e quindi poi appunto tutta questa serie di disturbi di cui parlavamo prima. Per farti un esempio, giusto per entrare appunto nella parte un po' più pratica, frutta come la mela, la banana soprattutto verde, la pera, piuttosto che le fragole, piuttosto che le ciliegie, determinano una fermentazione, un'iperfermentazione a livello intestinale importante, e quindi appunto così come le leguminose, ad esempio i fagioli o i piselli, provocano questi grandi sintomi, questi fastidi importanti di cui il paziente affetto da IBS lamenta continuamente. Ma quindi scusa Ivana, quindi il paziente non dovrebbe mangiare più frutta? Allora, in realtà non è esattamente così, ci sono dei rimedi, ovviamente poi noi parliamo sempre da caso a caso, ci sono pazienti e pazienti, ecco perché è importante fare una valutazione sempre ben specifica, e dipende appunto qui il soggetto a che punto è arrivato con la sua sindrome da colon irritabile, se è a uno stadio avanzato, se è a uno stadio iniziale. Quindi in realtà la frutta andrebbe in prima istanza moderata la quantità, una quantità che può andare da 300 grammi minimo, un massimo di 450 grammi, distribuita nell'arco della giornata, può far sì che il paziente abbia dei sintomi meno eclatanti rispetto appunto a mangiare frutta tutto il giorno, oppure a mangiare, che ne so, mezzo chilo di frutta tutta in una volta. Ecco, questo può fare la differenza. Quindi in prima battuta è bene consigliare una rotazione all'interno della giornata, è distribuita sicuramente da come dire, almeno da 4 ore da un'assunzione all'altra. Ecco, non mangiare la frutta ad esempio adesso e ingerirla poi a distanza di 2 ore, perché ancora siamo in piena digestione, quindi non siamo riusciti ancora a digerire la prima porzione di frutta, quindi è chiaro che non dobbiamo andare incontro all'assunzione, un'ulteriore assunzione di frutta. E quindi e tra l'altro anche evitare determinati tipi di frutta che per esempio peggiorano i sintomi, no? Quali erano questi? Qual era questa? Sì, sicuramente quello che dicevo prima, allora la mela, la pera, la banana verde non matura, piuttosto che invece gli agrumi, il pompelmo, che si digeriscono molto meglio rispetto a quelli che ho elencato precedentemente. Poi c'è da dire che esistono anche delle pratiche che io faccio e a cui consiglio sempre ai miei pazienti. La frutta per i soggetti affetti da IBS, non per tutti, andrebbe, adesso magari sembra una cosa strana, però andrebbe riscaldata. Cosa vuol dire? Andrebbe saltata in padella, la famosa padella wok che io propino sempre per questo tipo di alimento. Anche per la frutta potremmo utilizzarla. Perché? Perché per i soggetti affetti da IBS è importante che gli alimenti non arrivano né crudi né freddi nell'intestino, quindi una previa cottura significa scaldarla, non significa cucinarla, quindi 2 minuti non di più, intanto tagliarla a piccoli pezzettini, poi metterla in padella, saltarla per 1-2 minuti, aggiungere poi, se si vuole, anche per renderla più appetibile, aggiungere un po' di spezie come può essere la cannella, come può essere la curcuma, la vaniglia oppure l'anice. E se si vuole, e qui poi siamo già nell'ambito della cucina naturale, quindi dell'alimentazione naturale o della macrobiotica, se si vuole si può aggiungere anche un cucchiaino di olio di cocco oppure di ghee, che è il burro chiarificato. Questi 2 grassi, che sono dei grassi buoni, ci permettono di assorbire più lentamente gli zuccheri presenti naturalmente nella frutta. Quindi perfetto. Così cosa succede? Che il colon non va sottosopra, perché comunque c'è una presenza di zuccheri fermentabili importanti, perché durante la cottura, durante il riscaldamento si sono scisti ulteriormente, e in più appunto ci sono i grassi che ci permettono, i grassi buoni, che ci permettono di far assorbire più lentamente, quindi quel famoso indice glicemico di cui tanto parliamo ogni volta non si alza, e anche da questo punto di vista ci teniamo. Va bene, allora tra poco torniamo a parlare di sindrome di colon irritabile e tra l'altro di questa dieta che si chiama dieta FODMAP, e vi faremo vedere anche un video su quelli che sono gli alimenti concessi. Ce ne parlerà la dottoressa Ivana Gullotta. Intanto 15 secondi di spot.
Allora, questo come sempre per ricordarvi che potete visitare, anzi dovete visitare il più grande marketplace made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com. Allora Ivana, stiamo parlando quindi di sindrome di colon irritabile, di altri problemi gastrointestinali e di questa dieta FODMAP che sicuramente ci può aiutare. Ma parliamo un po' del latte che causa a volte dei problemi non indifferenti. Per esempio il latte, i derivati del latte, li dobbiamo eliminare dalla nostra dieta oppure no? Allora, Cristina, il discorso del latte, intanto il latte contiene il lattosio, che è appunto questo zucchero fermentabile, appartiene alla famiglia dei saccaridi, quindi la D di cui dicevamo prima, i saccaridi rientra il lattosio, e il lattosio soprattutto, siamo sempre appunto nello specifico, non vorrei che passasse il messaggio che tutti quanti debbano evitare o limitare o escludere il latte dalla propria alimentazione, non è così, soprattutto per i soggetti affetti da IBS è importante che tanto stiano nella quota, nel quantitativo di latte, di lattosio che riescono a digerire, generalmente intorno ai 6 grammi, il che equivale all'incirca 125 ml di latte, quindi un bicchiere scarso. E se non si riesce neanche a digerire quello, chiaramente poi ci deve essere una via dell'esclusione. Ma per quanto riguarda invece i derivati, esistono comunque dei formaggi in natura, cioè sono già stati lavorati in tal modo da poter essere digeriti, come ad esempio il parmigiano e il grana, che abbiano avuto una stagionatura da 24-36 mesi, dove il lattosio in realtà è scisso già e quindi si possono mangiare tranquillamente, cioè il paziente non andrà incontro a nessun fastidio. Anche altri formaggi, ad esempio i formaggi francesi come il brie e il camembert, sono dei formaggi che durante il loro processo di lavorazione, quindi durante la fase di produzione, il lattosio è completamente fermentato, quindi ecco ci sono degli alimenti che possono essere ingeriti. Ricordiamoci che i pazienti affetti da IBS spesso hanno questa carenza di lattasi, che è l'enzima che permette loro di digerire il lattosio, quindi se magari sono all'inizio della sindrome del colon irritabile probabilmente riusciranno a digerirlo, poi pian piano diventerà sempre più complicato, quindi ci sono vari stadi poi da affrontare, se si è all'inizio si riesce fino a un certo quantitativo e poi man mano che si va avanti purtroppo fino forse all'esclusione, ma dipende dal caso, non bisogna mai generalizzare. Quindi possiamo dire che comunque la dieta FODMAP funziona per la sindrome del colon irritabile, sicuramente questo fastidio può essere curato con questo tipo di dieta. Allora Ivana, sentiamo un po' l'audio disturbato, intanto io direi di vedere un video che sicuramente ci dà una mano e ci dà la possibilità di capire quali alimenti possiamo andare a consumare con tranquillità. Andiamo. Beh, abbiamo visto una bella carrellata di cibi. Questi sono e vane cibi concessi, cibi permessi, proprio ad alto contenuto di FODMAP. Non ti sentiamo? Ad alto contenuto FODMAP, quindi quelli che in realtà bisogna eliminare nel momento in cui si approccia
la dieta FODMAP, quindi sono proprio quelli là. Poi c'è da dire che sono tantissimi gli alimenti che contengono FODMAP, quindi anche lì bisogna saperla affrontare la dieta, perché altrimenti appunto si rischia di non mangiare assolutamente nulla. Ok, quindi abbiamo visto alcuni tipi di legumi, quindi fagioli che fanno male perché probabilmente fermentano di più, no? Sì, Ivana. sì, sì, sì. Allora, quelli che fermentano di più per quanto riguarda la famiglia delle leguminose sono i fagioli e i piselli. E in questi casi è bene, se si abbiamo appunto di fronte a un paziente affetto da IBS, è bene consigliare le lenticchie decorticate, le lenticchie rosse decorticate. Perché? Perché la porzione della corticale viene eliminata appunto dove ci sono questi zuccheri fermentabili e quindi il paziente può tranquillamente assumerla. Anche qui appunto piccole strategie che aiutano il paziente a gestirsi meglio. Quindi sì, Frutta secca? Abbiamo visto frutta secca. sì, perché le mandorle e gli anacardi appunto hanno un quantitativo elevato di zuccheri fermentabili, quindi in questo caso appunto dipende da in quale stadio troviamo il paziente, però sicuramente se andiamo ad affrontare una dieta da FODMAP è chiaro che bisogna limitarlo o eliminarlo. Siamo sempre lì, bisogna capire il paziente a che punto è. Che sintomatologia peraltro lamenta, se è una sintomatologia veramente invalidante e quindi a quel punto si va incontro appunto a una restrizione totale, quindi attraverso l'esclusione di questi alimenti con un quantitativo elevato di FODMAP e poi appunto la reintroduzione, tant'è vero appunto che si fa così, poi la dieta FODMAP è suddivisa in 3 tappe che sono... Ok, in cosa consiste esattamente la dieta FODMAP, Ivana? Appunto, è proprio questa, Cristina, è come dire, suddivisa in 3 tappe fondamentali, che sono la prima, c'è l'esclusione dell'alimento, degli alimenti appunto che contengono, che hanno un alto quantitativo di FODMAP. Questa è una fase molto importante, Cristina, perché in realtà bisogna avere una compliance da parte del paziente, cioè è necessario che il paziente collabori a questo approccio di nutrizionale. È chiaro che noi specialisti dobbiamo essere sempre molto chiari nell'intraprendere questo approccio perché andrà incontro a una privazione importante. È vero che durerà dalle 3 alle 6 settimane, però è vero che sarà un po' invalidante, quindi dobbiamo essere sempre molto chiari nel proporre l'approccio terapeutico. Spesso quando appunto io mi trovo a dover parlare appunto con il paziente affetto da IBS, il paziente lo prende bene perché la sintomatologia, Cristina, è così talmente invalidante che non vede l'ora di liberarsi da questi sintomi, dove anche dal punto di vista farmacologico non è che si ottiene poi così tanto, quindi è chiaro che si trova sempre ben predisposto, però la nostra chiarezza, la chiarezza da parte nostra, da parte degli specialisti è fondamentale. La fase successiva, Cristina, è il reinserimento degli alimenti, anche qui bisogna fare molta attenzione, è necessario che il paziente abbia con sé un diario alimentare in maniera tale che possiamo monitorare tutta la sintomatologia, se è regredita, se ci sono stati dei miglioramenti, se l'albo, che appunto abbiamo sempre un albo molto regolare con il paziente affetto da IBS, se l'albo invece è migliorato, se non ci sono più problemi di stitichezza, di stipsi ostinata o di diarrea, e quindi una volta appunto capito che i sintomi stanno per, come dire, scemare un po', questa è una fase in cui si deve anche stabilire il quantitativo che il paziente è in grado di tollerare, perché è vero che il paziente X tollera 100 grammi di mela e invece il paziente Y ne tollera 50, quindi anche qui è una fase molto meticolosa. E poi la terza fase invece è la fase del mantenimento. La fase del mantenimento comunque c'è sempre il rapporto specialista-paziente, perché anche lì non bisogna poi abbandonarli perché tendenzialmente tendono a riprendere la loro alimentazione e quindi i sintomi si riproporranno nuovamente. Quindi comunque c'è sempre un rapporto che va mantenuto e poi anche lì la fase del mantenimento è importante che una volta che si stabilisce quali sono gli alimenti che danno più fastidio e il quantitativo, è importante che si formuli un piano nutrizionale quanto più equilibrato e più bilanciato possibile, proprio per evitare di andare incontro a carenze nutrizionali, soprattutto in vitamine e sali minerali, che sono quelli contenuti principalmente in frutta e verdura.
Perfetto, quindi vabbè, si può affrontare sicuramente una dieta quando si sa che comunque attraverso quella dieta, eliminando determinati alimenti, si può stare meglio. Quindi affrontiamo la dieta con il sorriso, no? Ivana Gullotta, sì. Quello sempre, ripeto, il sorriso lo dobbiamo far arrivare noi ai pazienti, cioè siamo noi che chiaramente trasmettiamo la nostra conoscenza, per cui l'approccio deve essere sempre molto empatico, cioè bisogna instaurare un rapporto di comunicazione importante con il paziente, bisogna essere quanto più chiari possibili, perché altrimenti non riusciremo mai a far capire che con l'importanza, insomma, poi dell'alimentazione che riveste nei confronti di patologie importanti come può essere l'IBS, la sindrome del colon irritabile, come possono essere tantissime altre patologie. Sicuramente mi preme sottolineare che è importante che i pazienti però si affidino qualora abbiano il sospetto di essere affetti da sindrome del colon irritabile. È chiaro che innanzitutto devono rivolgersi al medico, il medico farà la diagnosi attraverso poi test scientifici che possono essere l'intolleranza al lattosio, l'intolleranza al fruttosio, quindi una volta appunto stabilito che è affetto da sindrome del colon irritabile subentriamo noi, li mandano da noi specialisti e poi da lì ovviamente elaboriamo tutto il piano nutrizionale e cerchiamo appunto di far capire l'importanza di seguire, di adottare un approccio terapeutico del genere, evitare, questo è bene che passi questo messaggio Cristina perché è fondamentale, evitare il fai da te, ma non tanto perché non vengono allo studio, perché non vanno nelle strutture pubbliche, non è questo il motivo, è perché il fai da te renderebbe ancora più confusionario il mondo dell'alimentazione del paziente affetto da sindrome del colon irritabile, perché come tu hai visto gli alimenti sono così talmente tanti che in realtà non ti puoi andare ad organizzare un piano nutrizionale andando a evitare tutti quegli alimenti, quindi il fai da te diventerebbe una dieta sbilanciata da un punto di vista nutrizionale, vitaminico, di sali minerali, quindi assolutamente evitate il fai da te, rivolgetevi al medico per farvi fare la diagnosi, poi rivolgetevi agli specialisti in maniera tale appunto da ritornare a vivere e a mangiare con tranquillità, perché i pazienti affetti da IBS veramente non hanno una bella vita da un punto di vista conviviale, cioè si limitano a tutto, non riescono a mangiare quasi nulla, al ristorante non sanno cosa mangiare, quindi è un grosso problema, però l'approccio terapeutico c'è, Esatto. non l'abbiamo inventato noi purtroppo e questo mi dispiace Cristina, però vabbè, pazienza, l'hanno inventato gli italiani. È nata questa dieta in Australia, nell'università australiana, e poi l'abbiamo fatta nostra da diversi anni, anche se loro già hanno stilato tutta una tabella di alimenti da FODMAP, però ancora non circola in Italia, però insomma noi abbiamo poi i nostri canali, quindi riusciamo lo stesso ad attingere. A breve arriverà anche qui, suppongo. Va bene, e noi ti ringraziamo, la nostra dietista ufficiale, la dottoressa Ivana Gullotta, che più volte veramente è venuta in nostro soccorso per risolvere ogni tipo di problematica. Quindi l'ultima volta abbiamo parlato di celiachia, oggi abbiamo parlato di colon irritabile. Ivana, io ti ringrazio per essere stata una splendida compagna di viaggio durante il percorso di Io Compro Siciliano, ti auguro una buona estate. Grazie Cristina, l'auguro anche a te, a tutti gli ascoltatori, a Io Compro Siciliano, e con l'augurio di rivederci poi quando finirà l'estate. Esatto, perché noi tra poco andiamo in pausa, lo anticipiamo, ma giovedì ci sarà una sorpresa. Ivana, grazie mille, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te, buona estate. Allora, siamo arrivati anche oggi al termine di questo nostro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Noi ci rivediamo, non domani, domani ci sarà Eliana Chiavetta, ma attenzione a giovedì. Perché giovedì concluderemo questa avventura, tra l'altro perché in estate ci fermiamo, ma ci sarà una bella sorpresa, quindi rimanete incollati con Io Compro Siciliano Live. Grazie Nicolò Regia, grazie a voi che avete scritto, Marzia e Sonia Redazione, a giovedì, un bacio, ciao!